colgo l'occasione per farti i complimenti sinceri, per carità, perché ho visto qualche video e alla fine il tuo è il modo giusto di vivere, di raccontare, di parlare di calcio. È letteralmente immarcabile. Se la vedete tutti. Amici bellini, ha già fatto Piez, si può dire in napoletano così com'è, perché vi presento, l'avete visto nella thumbnail, nell'anteprima del video, della cosa, dell'ico, perché è un pezzone, la qualità. Puff, è andata fuori dal roof. Bello, puff, è andata fuori dal roof. Interessante. Comunque, nella giornata in cui si torna a parlare del caso Suarez, del fatto che la Juventus è implicatissima nel caso e dobbiamo vedere che cosa succede, perché ci sono altri casi in passato, c'è il caso di Recoba, il caso di Dida, c'è il caso adesso di Suarez, sono implicati e bisognerà parlarne, ma noi che siamo superiori a tutto e a tutti parliamo di tattica, di approfondimento, perché questa partita con la Z non è andata giù a molti di noi e dobbiamo capire il perché. Cominciamo. Amici bellini, è un onore, ma lo dico seriamente perché qua il livello si alza vertiginosamente. Abbiamo il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito, e ve lo presento e gustatevelo in questo grande video. Ciao Antonio, come stai? Troppo buono nella presentazione. Ciao, tutto bene? Grazie per l'invito. Assolutamente, non sono troppo buono, sono contento di averti perché su questo canale, gli amici lo sanno, noi abbiamo sempre puntato su un approfondimento che sia un pochino più tattico, che vada un pochino oltre, e quindi servivano personaggi come te. Per la partita specifica di ieri, guarda caso, ancora di più perché è una partita che divide. Antò, che partita hai visto in generale? Poi entriamo nello specifico. No, hai detto bene, perché è una partita difficile da interpretare perché non siamo abituati in Italia soprattutto a questa tipologia di squadre, quindi poi andrebbe per la verità aperta una parentesi piuttosto ampia anche su come vengono presentate, però lì sfociamo in un discorso insomma sulla stampa, non so quanto possa interessare, perché poi è chiaro che l'opinione media è negativa nei confronti di questa prestazione del Napoli perché viene presentato la Z in un certo modo. In realtà non lo so se sono l'unico tra i pochi che dall'inizio, al momento del sorteggio, provo a dire: guardate che questa Z è una squadra valida perché ha ottime individualità. Oggi leggevo almeno 5-6 giocatori della Z che Giunto li ha seguito, però magari potevate dirlo, no, al momento del sorteggio, perché aiutava anche noi nel fare un'analisi corretta, perché il Napoli non ha fatto una grande prova, però non ha fatto neanche quella prestazione deludente, disastrosa che alcuni insomma hanno descritto, almeno per come la vedo io, proprio perché va inquadrato bene il livello delle avversarie e a Napoli questo non viene fatto purtroppo, dai tempi di Benitez probabilmente, che questi allenatori erano costretti a presentarsi lì, anche Sarri, e a spiegare chi il Napoli aveva di fronte, perché qui va detto c'è una mancanza anche da parte della stampa, perché se presenti la Z come una squadra di raccattati è chiaro che poi la gente legge di 13 casi Covid magari, che poi in realtà Certo. era solo un titolare, Boadou, che non sta neanche giocando titolare tra l'altro, e la gente si aspetta il 5-0, il 6-0 già all'andata, addirittura perdi, ora al ritorno soffri di nuovo perché in effetti è una squadra che al di là del valore tatticamente è molto organizzata, e Slot è già un allenatore accostato a tanti grandi club, l'allenatore della Z, che avrà un grande futuro, nasce lì nella Z, quindi sono anche giocatori che si conoscono insieme, giocano insieme da quando avevano 14, 15, 16 anni, e nelle nazionali anche giovanili olandesi, quindi c'è un percorso, un lavoro dietro che porta queste squadre a giocare a memoria e sanno fare tutto. In Italia non le trovi, neanche le big giocano in questo modo perché sanno costruire dal basso, sanno venirti a prendere alto, ma tu non li riesci mai ad aprire, tra virgolette, insomma, ad aprirti il campo dopo la prima pressione. Quindi il Napoli si ritrova lì, non sa bene cosa fare, non c'ha neanche più la palla lunga in profondità perché purtroppo il giocatore chiave, secondo me Osimhen è ancora fuori e a quanto pare ne avrà ancora insomma per parecchio tempo purtroppo, e quindi varie componenti hanno portato a questa prestazione, però il rammarico, almeno per come la vedo io, Valerio, poi non so come
la pensi tu, è più per l'andata, dove tu magari anche lo stesso Napoli, conoscendo forse meglio la Z, potevi evitare di rischiare così tanto, tenerti il pareggio e non evitare di andare così nel finale all'arrembaggio, prendendo poi l'infilata del gol, e ora quel pareggio lì ti avrebbe qualificato già. Certo, no, il discorso che fai, io poi ti ho letto anche il post su Facebook e mi ha trovato d'accordo perché ieri io faccio la live sul canale dopo la partita a caldo e ovviamente. Sì, ti svelo che proprio mentre prima del collegamento vedevo qualche video nel canale e vedevo la tua reaction lì disperato su Petagna, tra l'altro. Eh sì, e quindi io Per dopo. l'apertura, se non sbaglio. Sì, dopo la reaction vado anche live per sapere gli utenti come la pensano. E ieri ce n'erano parecchi che dicevano, anche tifosi di altre squadre in realtà, che dicevano: ma come fai a non dare 3 gol, 3-0 all'Alkmaar e torni a casa? Non è proprio così, non è proprio così semplice su quel campo che loro probabilmente conoscono meglio, perché anche le condizioni del campo, che non sia un alibi, perché noi abbiamo un allenatore che non ci dà alibi e va bene. Il campo era per loro lo stesso, però magari sono più abituati a quelle temperature e a quelle cose. E insomma, è una partita che ha diviso l'opinione pubblica e continuerà a farlo finché non viene presentata effettivamente come è Sì. andata. Io guarda, feci un pezzo 4-5 giorni fa, che credo sia ancora disponibile come tutto del resto sul web, in archivio, insomma, dove il titolo era La Z vale l'Ajax ed è l'unica squadra che non ha subito tiri in porta al San Paolo. Questo era il titolo del pezzo, dove all'interno proprio andavo a spiegare: attenzione, perché poi se non vinci, insomma, il girone diventa molto rischioso. Meno male che poi alla fine è arrivato un pareggio almeno nell'altra sfida, dove dicevo proprio questo: non è stata presentata bene questa rivale, ma in generale tutto il girone, perché è un girone dove tu come seconda fascia becchi la squadra prima in Liga. Già questo, però vabbè, della seconda fascia te lo puoi insomma aspettare, anche se c'era di meglio da pescare. Sì. Vedi anche il girone insomma delle altre italiane, dove veramente lì già dalla seconda, terza fascia peschi delle squadre dove quel 2-0 a cui facevi riferimento può uscire, quel 2-0, quel 3-0. Poi dalla terza fascia, dove lì veramente il livello scende tantissimo, il Napoli va a pescare la Z, che l'anno scorso io qualche partita l'ho vista, poi sì, poi è chiaro, il dovere di un giornalista è approfondire poi nel momento in cui avviene il sorteggio, insomma. Però della Z e di questo grandissimo gioco, di questa grandissima organizzazione si parla già dall'anno scorso, perché era lanciatissimo verso il titolo. La Z chiude al primo posto insieme all'Ajax, prima dello stop delle autorità olandesi per insomma il lockdown. Viene decretata alla fine del campionato e la Z chiude a pari punti, arriva seconda e va al preliminare di Champions, che poi perderà e andrà in Europa League per differenza reti. Però se leggiamo la stampa olandese, ci furono grosse proteste perché la Z giocava un grande calcio, mentre l'Ajax insomma si trascinò, era in ricostruzione, come capita spesso all'Ajax, no? Deve fare una nuova infornata di tutti questi ragazzini, e l'AZ era veramente lanciatissimo verso un titolo storico che gli è stato negato. Quindi almeno io non mi ritengo un grande conoscitore del calcio olandese, per carità, che fingo di aver visto tutte le partite della Z, però anche una conoscenza superficiale, come credo sia la mia, ci portava a pensare che questa squadra è valida. Poi qualche giocatore lo conoscevamo perché il Napoli ha avuto degli scout lì alla Z, nulla di nuovo anche questo, perché è una delle squadre più osservate da tutti gli scout insomma europei. Oggi ad esempio Cop Miners, questo centrocampista, la gente ha ammesso insomma che Giuntoli l'ha seguito da vicino, non è mai un e caso. il Napoli è ancora interessato. C'è ad esempio Stengs, che non un anno fa ma poche settimane fa ha debuttato con la nazionale maggiore olandese, il capitano che è anche capitano dell'Under 21 olandese. Quindi tanti giocatori sono di grande futuro, no? Come ha detto Gattuso, e già quest'anno, ma tra 1 o 2 anni arriveranno a toccare valutazioni importanti. Poi magari ce le ritroveremo anche in Italia. Questo nulla per
per togliere insomma i demeriti del Napoli che ci sono stati, poteva fare tranquillamente meglio, le occasioni le ha avute, però non è così semplice come qualcuno faceva intendere, perciò citavo anche la stampa, perché purtroppo, lo ammetto, anche nella mia categoria c'era chi l'ha presentata come il dentifricio che tu dovevi battere 5-0. Il poco approfondimento, che poi io credo, non so tu cosa ne pensi dall'interno, insomma, da addetto ai lavori. Io credo che anche i giocatori non vadano in approfondimento, se non te lo dice l'allenatore. Non credo che singolarmente i giocatori si vanno a vedere le partite, a meno che non li seguono su Instagram e quindi si seguono tra di loro sui social. Quindi, passando poi al Napoli, credi che le abbiamo sottovalutati una seconda volta proprio come squadra? Perché l'approccio, il gol arriva subito, però subito prima del gol di Mertens rischiamo 2 volte proprio nel breve. No, io credo che in questa partita qui non li abbiamo sottovalutati, forse è ancora più grave questo. Vuol dire Perché sono stare più forti e basta. sì, perché poi qui entriamo in un altro diciamo errore fatto alla base, no? Nel far credere ai tifosi che questo Napoli sia da scudetto, sia uno squadrone. È una squadra forte, almeno io dico il mio pensiero, è una squadra forte, possiamo anche dire un fortissima, però non è una squadra top, insomma, come possiamo ritenere la Juventus o forse anche l'Inter proprio nelle individualità. Anche nelle conoscenze tattiche c'è ancora qualcosa da fare, perché prova a fare tante cose, le fa tutte abbastanza bene, però non benissimo, insomma, perché abbiamo visto nel momento in cui loro provano a costruire dal basso, il Napoli non è organizzatissimo nell'andare in pressione alta, è isolata, vanno in due, uno resta più dietro per paura di essere infilati. Da quella partita con il Milan, appena il Napoli fa qualche buon risultato, prova a fare qualcosa tatticamente più spregiudicato, viene rimandato indietro, quindi non riesce a superare questo processo. Lo stesso anche nella costruzione dal basso, nonostante Meret, nonostante Maksimovic, che hanno qualcosa in più come qualità rispetto a Meret e a Manolas, il Napoli usciva però si prendeva dei rischi, ma non è che riusciva ad aprire la squadra avversaria, quindi era un'uscita un po' fine a se stessa, prova a farla perché le grandi squadre devono farla, ti porta anche dei risultati, però in Italia, dove magari le squadre anche a livello fisico hanno qualcosa in meno, magari le stesse cose le fai con il Crotone e ti vengono in un altro modo, perché lì sale anche l'asticella degli avversari. Quindi sono tanti ragionamenti da fare che mi portano a questa conclusione, insomma, che forse sarebbe stato difficile anche per le squadre top, perché vediamo poi, non lo so, prima si faceva l'esempio, il Napoli non può essere Real Madrid o il Barcellona, ora anche loro hanno i loro problemi, non so con chi fare l'esempio. È impossibile, aiutami tu. è impossibile perché il Manchester City, però anche il Manchester anche City loro. Premier sta avendo qualche problema, quindi Gattuso poi lì fa bene invece a sottolineare anche che è un calcio un po' diverso, no? Questo post-Covid dove accadono anche questi risultati sorprendenti. Ma se tu prendi la stessa Real Sociedad che impatta con il Rijeka da 0 punti, cosa staranno dicendo loro che sono bloccati in questo momento, sono terzi e hanno un solo risultato a disposizione per passare? È veramente il campionato dove la continuità è roba rara e solo il Milan la sta dando, almeno considerando le italiane. Dopodiché, anche se ti guardi un pochino in giro, il Tottenham ieri pareggia 3-3, il Manchester United con il Lask. Ma che squadra è? Boh. Il Tottenham, per tornare al discorso di prima, no, di questa Europa League un po' perfida, perché ti propone delle squadre valide con dei valori, ma che non hanno assolutamente nome, blasone, che ovviamente i tifosi snobbano. Il Tottenham è andato peggio di tutti perché in un girone con il Lask, credo, e con il Royal Antwerp, che sarebbe il vecchio Anversa, che è primo. Il Tottenham è dietro all'Anversa, insomma. Quindi purtroppo la difficoltà dell'Europa League è questa, che rischi di andare fuori con squadre dove poi a vita si ricorderà, ovviamente facciamo tutti i scongiuri del caso, Gattuso è andato fuori con quella squadra per insomma in senso negativo, dispregiativo, quando in realtà quella squadra ha dei valori magari superiori anche a molte squadre in Champions, perché poi invece in Champions abbiamo visto dei 4-0, 5-0. Ora non fatemi citare gli avversari della Juventus, il Ferencvaros, però quelle veramente sono squadre di valori bassissimi. Queste del Napoli, anche lo stesso Rijeka, se vogliamo, sono squadre che hanno almeno 8-10 nazionali al proprio interno. Assolutamente sì. E volendo parlare, tu hai già visto le statistiche, insomma, degli XG e delle cose. Il Napoli poteva fare no, di non più. l'ho vista, Non l'hai non l'ho vista vista ancora? no, perché
più tardi preparo la trasmissione. Ah, perfetto. Comunque, Magari mi già a mi occhio, elenchi tu. no, già a Sì. occhio, senza i dati, le due occasioni di Petagna mi sembrano da Pollino bello grosso, insomma, perché ci è andato Mm. veramente vicino. E poi, insomma, Il colpo di il testa, colpo di credo, testa è quello più vero? clamoroso. L'altra, credo l'XG lo valuti pochino, Mm, perché l'XG valuta all'angolo di tiro, era un po' defilato, ok. quindi scende, Sì, il credo, colpo di testa sicuramente è quello che ci ha fatto gridare di più anche. E poi il lancio su Lozano che la tocca ma non riesce a spostare il pallone abbastanza. Lì era lanciatissimo, era la classica occasione. Insomma, io nella mia cosa ho detto anche sciuponi, nel senso che alla fine della fiera abbiamo avuto anche le occasioni, cioè quelli che oggi contestano Gattuso, io voglio riportarli un attimo, troppo presto secondo me per attaccare Gattuso sul piano del gioco perché ci arrivi anche a creare le occasioni e il Napoli alla fine subisce il gol sul calcio d'angolo dove ci dimentichiamo dell'avversario sì. e poi il rigore dove Bakayoko è ingenuo. Quindi nonostante, e credo sia un'analisi onesta dire che loro ci sono stati superiori sul piano del gioco, il Napoli ha creato qualcosina, quindi per cercare qualcosa di positivo su cui ripartire perché la piazza è un po', è un po' distrutta. Col No, Crotone. dovrei ripetermi su quello che ho detto. È chiaro che nel momento in cui tu reputi l'AZ una squadra che non Eh vale sì. niente, è chiaro che il tifoso si infuria e gli andrebbe spiegato che invece questa, io le ho viste un po' tutte tra repliche, insomma, eccetera. L'AZ finora è la migliore squadra del girone, perché ho visto ad esempio la partita dell'AZ con la Real Sociedad Ah, è vero. e l'AZ ha dominato la Real Sociedad. Il migliore in campo degli spagnoli è stato il portiere e la Real Sociedad ha beccato una traversa a portiere battuto, ha avuto tantissime occasioni, alcune veramente a un metro dalla linea, è finita 0-0, però erano disperati gli olandesi, molto peggio rispetto a ieri, no, dove il giocatore, avete visto, si è messo nelle mani, Sì. nei capelli, Coppo Miners. L'AZ strameritava di vincere quella partita, avrebbe risolto anche il girone del Napoli facendolo, e invece non l'ha fatto, però in questo momento è la squadra migliore del girone e merita di andare avanti, credo andrà avanti perché ora, vabbè, il calcio che stiamo vivendo non si può dire mai, non si può dare nulla per certo, però a fronte il Rijeka credo possa vincere, merita di andare avanti e sarei anche curioso di vedere nei prossimi accoppiamenti perché magari poi becca una squadra che scende dalla Champions o Eh, un'altra tipologia di avversario, la sottovalutano perché un po' ci può come uscire una tutti. sorpresa perché non la consiglierei a nessuno di pescarla nel sorteggio senza voler in questo momento dipingere la Sete come una squadra di campionissimi, però nella partita secca può far male, soprattutto nell'andata e il ritorno, no? Devi andare nel Sì. loro campo, magari becchi il ritorno lì da loro, può creare dei pericoli, però se andiamo ad analizzare il girone, ripeto, io metto la Z al primo posto come gioco espresso e poi il Napoli poco avanti la Real Sociedad e alla fine credo Napoli e Real Sociedad si giocheranno il passaggio del turno, il Napoli con due risultati Almeno. e tutti i giudizi, come dicevi tu, devono essere quantomeno sospesi perché alla fine, con tutte le peripezie attraversate, eccetera, il Napoli è virtualmente secondo in campionato, è primo in questo girone folle di Europa Eh, League e quindi è in corsa per tutto, onestamente. Non possiamo chiedergli, secondo me, più di di più, questo. No, è anche difficile. perché si è sottovalutata un'altra cosa, oltre a quello che dicevamo prima, l'assenza di Osimhen, che secondo me resta determinante, perché Gattuso, sin dal ritiro, che ho vissuto lì a Castel di Sangro per intero, ha impostato tutta la preparazione su quel 4-2-3-1, su Osimhen, su come servirlo, su come innescarlo. Perderlo non per, cioè non schierarlo non per tua scelta, ma per un infortunio, addirittura tornare al 4-3-3 di palleggio, rispolverare insomma questa vecchia filosofia, proprio quando sembrava ingranare, no, il Vero. percorso con Osimhen, è una batosta che secondo me andava sottolineata di più, poi è passata sotto traccia perché il Napoli è talmente forte che ha vinto lo stesso delle partite anche bene, però interrompere proprio il progetto tattico di crescita è grave proprio in prospettiva di tutta la stagione.
Sicuramente questa cosa è stata sottovalutata. Io per chiudere ti volevo proprio chiedere questo, un attimo di riflessione tattica, perché il Napoli ieri parte 4-3-3, poi finisce, se non ho visto male, anche con il 4-2-3-1, con l'ingresso di quelli dalla panchina, dove però anche Gattuso dice non ci hanno dato poi tanto. Poi in seguito elogia anche il lavoro di Petagna, perché Petagna il lavoro vero e proprio l'ha fatto, poi è mancato la finalizzazione. Però per esempio, opinione mia, da Elmas mi aspettavo qualcosina in più, Lozano così e così, Insigne non mi ha convinto troppo durante tutta la partita. E ho un'idea che però non sarà mai confermabile, che se Gattuso non avesse detto quelle cose, Musone eccetera eccetera, che lasciano il tempo che trovano, tu credi che magari si sarebbe sentito più libero di sostituirlo? Perché io non l'ho visto in palla. E Insigne soffre queste partite qui perché appena il campo si allarga, queste sfide europee con questa tipologia di squadre, no? Molto dinamiche, Sì. dove si ribalta il campo continuamente. Lui è bravissimo, si sacrifica nel fare il ripiegamento, ma quando la squadra avversaria attacca una volta ogni 10 minuti, no? Tipo magari accadrà con il Crotone, fanno una ripartenza, poi al decimo, poi un'altra la fanno al 25esimo e lui è attento, posizionato nel mettersi. Quando invece queste partite qua frenetiche, veramente dispendiose, dove un minuto sei nell'area avversaria, un minuto dopo sei nella tua area, e così per tutta la partita lui deve da qualche parte insomma Coperta respirare. corta, certo. Sì, anche perché organicamente è forte, però diciamo di costituzione fa fatica a coprire tanto campo. Giocatore da fazzoletto, da campo molto stretto, di fraseggi. Tu hai citato il fazzoletto, che è una cosa importantissima per il nostro canale. Noi parliamo di fazzoletto quando partiamo dalla difesa con... ti ho perso l'immagine. Ok, sei ritornato. Eccomi. Dicevo, quando partiamo dalla difesa con il passaggio Spina, Koulibaly, Maximovic, noi parliamo di fazzoletto. E quindi per l'uscita dal basso che alle volte devi fare, io spiego, quando si torna indietro, se guardate un'altra partita di qualsiasi altra squadra, tutti i terzini, se non c'è lo spazio per il passaggio, devono tornare indietro, e noi ci lamentiamo perché dice torna sempre indietro. Se non si è creato lo spazio, noi non puntiamo l'uomo. No, ma questa è la chiave del calcio moderno. Discutere questo significa che ci mancano dei passaggi, insomma. Ecco, ci sono allenatori che impostano tutto su questo, senza citare Sarri, Guardiola, ma ormai forse c'è chi lo estremizza come De Zerbi, a volte gli va bene, a volte viene punito, forse lì potremmo discutere perché lo fa anche quando non c'è bisogno, insomma. Però ormai le partite si indirizzano lì, soprattutto in Europa, chi esce meglio dal basso. Quindi se vince l'uscita dal basso vince la pressione, tipo ieri la Z ha vinto sotto ogni punto di vista. Poi sono d'accordo con te, Napoli ha avuto le occasioni, poteva non dico rubacchiarle, insomma, però far valere la caratura maggiore trovando l'episodio decisivo, no? Come faceva magari la Juve di Allegri, la grande squadra cinica. Sì, però magari già ti è andata bene col pareggio forse, perché per chi ama il calcio, magari chi ama anche vedere gli spunti tattici, la Z è stata tanta roba, per quanto possa essere una squadra limitata con tanti giovani, però veramente sa fare tutto tatticamente. In Italia tatticamente nessuno è a quel livello lì, cioè fai fatica a trovare una squadra del genere. Invece in Europa, soprattutto le squadre olandesi, hanno questi principi, ne sa qualcosa anche la Juventus in Champions negli anni scorsi. Assolutamente. Antonio, io non so come ringraziarti per questa chiacchierata che ha illuminato parecchi No, ma dubbi. è un piacere. Assolutamente. Spero di non prendere troppi insulti nei commenti, però io sono abituato a dire quello che penso sempre. Ma così si fa, e gli apprezzamenti invece io sono convinto che ci saranno, anche perché se ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, senza avere anche altri punti di vista, non si cresce mai. E invece la bellezza, per esempio ti dico qua in chiusura, mi è piaciuto il primo tempo, sai perché? Perché a ritmi più bassi ho potuto guardare i movimenti senza palla. Cioè, quindi è una fase di studio, anche la mia a volte, che sta superando il seguire la squadra, perché da Sarri in poi io sto studiando tatticamente e voglio capire come si fa la fase di non possesso nei vari moduli. No, ma intanto io poi colgo l'occasione per farti i complimenti sinceri, per carità, perché ho visto qualche video e alla fine il tuo è il modo giusto
di vivere, di raccontare, di parlare di calcio. Non perché io con Paolo facciamo insomma questa tipologia di trasmissioni in TV con prevalenza tattica e tecnica, ma perché anche lo stesso YouTube a volte mi imbatto in questi video dove in realtà si fa show, si fanno le parodie, le reaction a chi urla di più, in realtà con insulti e quant'altro. Invece il modo di vivere il calcio, provare anche a raccontarlo magari a tifosi, non voglio dire meno competenti, ma più distratti, che vedono il calcio in maniera un po' più distratta quando tornano a casa dopo il lavoro. Vero. Non tutti hanno, per tornare al discorso iniziale, no? Così chiudiamo, non tutti magari hanno la possibilità di approfondire sulla SED, sulla Real Sociedad, hanno conoscenze così, reminiscenze magari ora si usa i videogames, no? La PlayStation, FIFA, scoprono le squadre e i giocatori da quelle piattaforme. Non tutti hanno la pazienza, il tempo di andarle ad analizzare. È bello che anche su YouTube possa aprirsi un modo di parlare di calcio diverso rispetto a questa approssimazione generale, insomma. Facciamo il possibile. Ragazzi, Antonio Gaito, grazie infinite e complimenti sempre per il lavoro che fai e per come lo fai. Grazie a te, un saluto a tutti, buonasera. Ciao. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.